Siamo in Ogliastra, dove esiste un monumento naturale a forma di tacco alto 1293 metri. È un testimone dell'erosione calcarea e anche un punto di riferimento visibile a grande distanza. Perde Eliana oppure Monte Eliana è il simbolo del comune di Gairo presente nel suo stemma. La prima parte del percorso ci ha regalato le cascate, le fontanelle e le piscine del Rio Susamuco. Ci sono due possibilità per salire a Pedragliana. Da questa parte il sentiero diventa subito molto ripido, è molto più breve come lunghezza, ma è anche molto più duro. Dall'altra parte invece la strada è molto, se vogliamo, molto più lunga, perché sono quasi 6 km, ma le pendenze sono più leggere, perciò sarà comunque faticoso, ma sicuramente meno pesante dal punto di vista fisico. Bisogna soltanto spingerla col piede in modo da... I sentieri sono ben segnalati, ci sono punti dove è possibile ammirare un panorama a 360 gradi. L'anello di Pedra Eliana è un sentiero intorno alla base del Tacco, con un percorso di 700 metri, ma è possibile salire anche più in alto. È arrivata ora di pranzo. In questa Pasquetta abbiamo scelto pranzo al sacco. Appoggiati da qualche parte, Dall'anello proseguiamo in discesa, con un percorso leggermente tortuoso, con la copertura arborea e macchia mediterranea, con vista sulla valle del Rio Susamuco. Dopo 1,5 km si trova un'area attrezzata con i tavoli, diverse fonti e il vivaio forestale. Siamo tornati alle macchine. Ciao e alla prossima! Vostra Marina Branduzzi.